La Regione Veneto ha bisogno di una svolta dopo 20 anni di governo centrodestra. Queste le parole di Alessandra Moretti, candidata alla presidenza della Regione Veneto, che ha dato appuntamento in casa PD nella sede elettorale di Limena in provincia di Padova per presentare le indicazioni sulle alleanze. Sele e Verdi appoggiano la sua candidatura per la corsa alla poltrona di Palazzo Balbi. In nome del programma e delle idee, io non voglio utilizzare vecchi metodi, non voglio partire da messaggi ideologici, voglio guardare al programma, alle cose da fare e alla visione che per il Veneto vogliamo proporre. Tosi è un avversario politico al pari di Zaia. Oggi avete parlato molto del tema della corruzione. Tengo molto perché i veneti sono stati presi in giro per oltre 20 anni. Noi abbiamo avuto Galan e poi Zaia in una totale continuità. Scandali di corruzione, di tangenti, di mala gestione che sono inaccettabili per un popolo che è onesto, che si rimbocca le maniche sempre e che fa enormi sacrifici. Allora io voglio mettere la trasparenza e l'onestà al centro del mio programma e lo farò iniziando dalle liste pulite. Chi si candida nelle liste della coalizione di centro-sinistra deve presentare un'autocertificazione dove dichiara che non ha processi pendenti. Solo così potrà entrare in lista. E diciamo no alla politica carrieristica, quella che ha voluto confermare il centrodestra bocciando l'emendamento sui 2 mandati. Per noi invece questo è un programma fondamentale per garantire il rinnovamento della classe dirigente, quindi noi diciamo che non saranno ricandidabili le persone che hanno già fatto 2 mandati in Consiglio regionale. Credo che il padrone di casa, credo che l'allenatore di una grande squadra non possa sempre scaricare sugli altri la responsabilità. Bisogna vigilare e soprattutto circondarsi di brave persone, persone oneste e pulite. Io lancio la sfida sull'autonomia, l'unico progetto sull'autonomia serio che giace in Parlamento è quello del Partito Democratico e di Giorgio Santini, senatore del PD. Io voglio per il Veneto le stesse prerogative che hanno Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le otterremo secondo l'articolo 116 della Costituzione che il governo ha modificato proprio per dare maggiore autonomia alle regioni. Lo strumento del project financing è stato utilizzato malissimo, ovviamente c'è stato un metodo veneto del project financing che non troverà spazio nella mia amministrazione regionale. Il PD è un partito che ha saputo dimostrare di essere molto lontano dalle vecchie logiche che invece hanno coinvolto la Lega negli ultimi tempi, non ad una politica legata alla poltrona, ma una politica fondata sulle persone che vogliono segnare una netta discontinuità rispetto al governo di Galan e di Zaia. Deve tornare ad essere un laboratorio di trasparenza e di onestà con una nuova classe dirigente profondamente rinnovata che metterà al centro della politica sempre gli interessi delle comunità e non gli interessi personali dei politici.